La rabbia di Ernesto Russello, il direttore dell'area tecnica dell'Acragas, non ci sta. Le parole dell'Agrigentino sono rivolte contro le possibili cordate acquirenti che sui social hanno fatto mercato. Russello sbotto e fa anche un appello al sindaco Firetto. Qualcuno dice tramite una nota stampa si è messo in testa di prendere in giro la dignità calcistica di un'intera città, di calpestare la dignità di tutta la tifoseria passionale e civile dell'Acragas che negli anni ha dimostrato di poter stare in Serie C. Hanno provato a calpestare la dignità di un intero gruppo di professionisti, a iniziare dai magazzinieri che tra mille difficoltà cercano con amore e tanto lavoro di andare avanti. Tutto questo perché? Per farsi pubblicità e avere qualche giorno di gloria nel mondo del calcio professionistico? Probabilmente sì. È stato scritto di tutto e di più sui social network, prosegue Russello. Abbiamo letto tante dichiarazioni sui giornali. Tizio che prima di acquistare la società vuole intervenire sul mercato pubblicizzando il suo prodotto, poi c'è Caio che senza vedere dal vivo una sola partita dell'Acragas vuole intervenire in determinati ruoli con calciatori della sua scuderia. Adesso basta. Dovete prima comprare il club, ne diventate proprietari e dopo decidete il da farsi. Il calcio d'Agrigento ha bisogno di persone serie che hanno a cuore le sorti di questo glorioso club e non di millantatori o cantastorie. Infine, prosegue Russello, direttore dell'area tecnica, chiedo al sindaco Firetto e all'imprenditoria locale di sostenere il presidente Silvio Alessi, rimasto da solo a gestire la società anche con enormi sacrifici economici, e di intervenire in maniera decisa per evitare il fallimento dell'Acragas o che la stessa possa finire nelle mani di persone sbagliate. Conclude.